Passiamo all'IDV Verdi, lista che appoggia il candidato del centro-sinistra Francesco Pigliaru. Tutela dell'ambiente, ovviamente, piano paesaggistico. Da qui si deve ripartire per lo sviluppo? Certamente, credo che la cultura e l'ambiente sia un binomio inscindibile dal quale bisogna partire. Io credo che si debba fare una grande flebo culturale e ambientale. Chiaramente quando parliamo di ambiente non parliamo di ambiente in ottica soltanto naturalistica ma anche umana. Quindi pensiamo al lavoro, pensiamo all'occupazione, pensiamo alla riconversione ecologica dei territori, pensiamo alla diminuzione delle servitù militari. È una cosa vergognosa pensare che la nostra terra ospita di fatto il 60% delle servitù militari nazionali. Pensiamo soprattutto ai giovani alla scuola, una scuola che con l'autonomia riesca veramente a ricollegarsi a quelle che sono le esigenze della nostra collettività. E in questo contesto assume un ruolo importante anche la centralità della Sardegna in ottica mediterranea, e quindi siamo molto orientati ad una valorizzazione di una soggettività internazionale della Sardegna. Il professor Pigliaru, che è il nostro capolista, il nostro presidente capolista, ci ha dato ampie garanzie in tal senso, e noi riteniamo che si possa coniugare questo principio unitamente all'esigenza di una sovranità che è una fase di passaggio fra l'autonomia e l'indipendentismo. Allora, trasporti, l'isola paga la sua posizione di insularità, cosa si può fare? Noi sulla continuità o discontinuità territoriale abbiamo puntato tantissimo, anche perché crediamo che questo onere, questo peso vada restituito un po' a tutta la nazione. Non è pensabile che solo noi sardi ci si debba accollare questi oneri, per non considerare i gravissimi danni che questa discontinuità in termini di opportunità, soprattutto per i giovani, può rappresentare. Ma noi puntiamo tantissimo anche su un principio che spesso è stato disatteso, cioè chi inquina deve pagare. E in Sardegna c'è molta gente che deve pagare e dobbiamo fermarli non dobbiamo farli scappare, dobbiamo fare in modo che ci restituiscano il malfatto e che si possa in qualche modo recuperare territori, professionalità e competenze che si stanno perdendo. Abbiamo tantissimi paesi che stanno morendo. E siamo preoccupatissimi per le sorti di decine e decine di comunità che si stanno praticamente ormai cancellando. Noi dobbiamo proprio lì intervenire con un'azione forte, decisa, capace di recuperare la nostra tradizione, il nostro passato. Abbiamo centinaia di siti archeologici abbandonati. Bene. Su quelli dobbiamo investire, recuperare professionalità.